Buongiorno a tutti ragazzi, come vi avevo detto ho trovato approfondimenti sulla scossa di terremoto, quella avvenuta a Norcia di 4.1 stanotte alle 2:02. Ha una profondità, come già vi avevo detto, da tante scosse, quindi molte repliche, e si è sentita in tutte le province. Questa è la cosa che non avevo, che adesso sta uscendo fuori. Perugia, Terni, Lazio, Abruzzo, grande ansia tra i turisti non abituati a una serie così lunga di scosse, tutti quanti alle ore, diciamo, 4:28 più o meno, quando diciamo sono alle 2:02, quando si è verificata la scossa più forte, e la terra ha tremato ben 38 volte, ragazzi. Quindi pensate un po', io ho visto solo le scosse, quelle là superiori a magnitudo 2, quindi quelle inferiori io non le ho viste. Tanta gente, ragazzi, anche quelle vicine all'epicentro, come Accumuli, Amatrice, tutti quanti sono scappati in strada, quindi l'hanno sentita fino a Pescara e fino a Viterbo. Il sisma addirittura è stato sentito debolmente anche nei quartieri settentrionali di Roma. Diciamo che è stata una scossa, questa qua di 4.1, molto intensa, che si è sentita quasi, non dico quasi ovunque, ma quasi. Quindi diciamo che la gente è scappata in strada, anche i turisti giustamente non abituati a queste sequenze di scosse poi continue, diciamo. Ad Amatrice, ad esempio, stamattina alle 4:01 stavano in strada. Una cosa che ora ho controllato, e difatti in tanti giornali, diciamo, della provincia di Accuma, Amatrice, dicono così: alle 4:01 tanta gente scappa in strada impaurita. Quindi diciamo che poi hanno detto che ci sono state 38 scosse perché erano inferiori alla magnitudo, diciamo 2. Io controllo di solito quelle superiori alla 2, diciamo, in effetti. Però queste 38 scosse, quindi sono 30 scosse in effetti in più, sono state inferiori alla magnitudo 2, però sempre profondità poche, 7, 8, 6 km, quindi perciò sono state, anche se era 1.9, è stata sentita dalla popolazione vicina all'epicentro. Quindi in effetti le scosse, io avevo detto 8 perché io mi sono basato dalla magnitudo 2 in poi. Se invece mettevo dalla, diciamo, quella là da 0 ad andare a 7, 8, 9, controllavo le 38 scosse pure io. Quindi la terra da ieri sera ha tremato 38 volte, contando anche le scosse inferiori alla magnitudo 2. Quindi hanno fatto il tacatà stanotte, in poche parole. Comunque non si segnalano, perlomeno fino ad ora, quello che ho letto su tutti i giornali, diciamo online, non ci sono danni a persone o cose, quindi è tutto normale. Quindi diciamo, eccolo qui, le sto vedendo, sì, Norcia, 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 sì, in effetti gente in strada da Amatrice, Accumoli e Città Reale. Sì, questo qua portano i giornali del momento. Stanotte non si può dormire, i Twitter su Instagram, Twitter, quindi gente in strada alle 4:01, quindi su tutti i file Facebook, Twitter, Instagram potrete trovare questa notizia, perlomeno per chi è del posto, diciamo. Ad esempio, un altro tweet: terremoto scuola del centro Italia, Perugia, da Perugia a Viterbo, ad Amatrice scappa in strada. Quindi diciamo ci sta proprio una sequenza se andate su internet proprio, quindi ce ne sta davvero di tutti e per tutti. Quindi abbiamo iniziato, ragazzi, settembre nel migliore dei modi, quindi 1° settembre l'abbiamo fatto, questi in Umbria l'hanno fatto bello bello.
Vabbè, l'importante ragazzi è che non ci sono feriti, non ci sono danni a persone, cose, strutture. L'importante, però la paura è quella, vabbè, passerà prima o poi, quindi i turisti secondo me l'anno prossimo non andranno più lì. Secondo me molti turisti, fra cui sicuramente tanti inglesi, perché ci sono stato lì a fare fiere, pieno di tedeschi, inglesi, secondo me per paura non andranno più. Secondo me dicono no, no, non andiamo lì. Quindi non sono abituati a tutte queste cose, specialmente i tedeschi poi. Turisti tedeschi diciamo che in Germania remoti non è che se ne sentono tanto. In America, a meno che non abiti sulla faglia di Sant'Andrea, non li senti in effetti. Quindi penso che tutti questi poi gli inglesi a Londra, diciamo, mica sentono le scosse lì. È raro che si senta una scossa a Londra. Quindi diciamo che questi turisti rimarranno proprio, non verranno più ragazzi, dice lì no. Vabbè, facciamoci la risata ragazzi e ci sentiamo più tardi, sempre per sperando notizie buone. Quindi le scosse non erano 8 bensì 38 se vogliamo calcolare le scosse inferiori alla magnitudo 2. Quindi io avevo detto 8 perché io guardo dalla 2 in poi, invece tanti giornali stanno riportando 38 scosse, comprendendo anche quelle inferiori alla magnitudo 2. Ciao Caino, quindi come vedi Caino, il signore delle scosse sta in azione in effetti. Stanotte 38 scosse in Umbria, quindi a Perugia, Terni, Lazio, Abruzzo, Accumula, Matrice. Ho fatto un macello stanotte più o meno. 38 scosse nella notte. Ma secondo me lì i turisti non andranno mai più. Secondo me gli inglesi parlavano napoletano stanotte. Turisti impauriti scappano in strada. Secondo me quelli non verranno mai più lì. È come quelli che vanno a Napoli oppure vanno sull'Etna per guardare l'Etna e poi ci scappa che fa il terremoto. E quando li vedi più a questi poi? Oppure chi sa, ma ad esempio i turisti che sono andati sullo Stromboli, mo erano 3.000. Secondo te questi l'anno prossimo verranno qui, sullo Stromboli? Ma chi, io mi capita una cosa così, io ci faccio croce nera. Quindi diciamo che io già ti faccio un esempio banale. Tanti anni fa mangiavo il cocco, mi stavo. Sì, sì, allora io tanti anni fa mi stavo mangiando il cocco, me l'avevano offerto, io dicevo no, non lo voglio, perché ho sempre paura del cocco. Mi sono mangiato il cocco, sai, quella pellicina marroncina, mi è andato sulla gola, mi stavo affogando davvero, mi pizzicava la gola, facevo tosse. Da allora io il cocco ci ho fatto proprio, io e il cocco stiamo bisticciati che sono 6-7 anni, non l'ho mangiato più e non ci penso proprio a comprarlo. Figurati se mi capita che io vado in un posto tipo lo Stromboli e vedo che mentre sto facendo l'escursione questo casino e chi ci va più? Può scendere pure Gesù che io non ci vado. Appunto, pensiamo a questi 3.000 turisti che stavano nell'isola che improvvisamente si sono ritrovati così male, con sto coso che sparava fuoco e lava. Secondo te quelli l'anno prossimo dicono andiamo sullo Stromboli a fare l'escursione? Ma figurati, non ci credo nemmeno se lo vedo con gli occhi. È vero, è vero ragazzi, quando la cosa no, a volte la prendi anche per un segno di tipo che non va bene, quella cosa non la devi fare. Immagina un turista inglese che si è trovato sullo Stromboli, oppure che si è trovato stanotte con sta terra che ballava tutta la notte. L'anno prossimo dice vicino alla moglie dove andiamo? Andiamo a fare un'escursione sullo Stromboli, ma figurati. Oppure dicono andiamo in Umbria a vedere, non ci pensano proprio. Secondo me dicono andiamo a dove vuoi tu, basta che non andiamo lì. In Abruzzo, guarda, io certe volte mi cercavano di mandarmi lì
Ho sempre evitato, la verità. A volte capitava che ragazzi, chi vuole andare in Abruzzo, chi vuole andare a Perugia a fare una fiera? Io facevo no, no, io vado a Milano, vado a Germania, dove vuoi tu, ma a Perugia non ci vado. Diceva, ma perché non vuoi andare? No, tengo a paura di terremoto. Là ogni 2 o 3 accompagnano terremoto. Quindi evitavo quella zona lì io. E quindi andavano i miei colleghi. Quindi ho sempre cercato. In Toscana ci andavo spesso perché proprio a Firenze. Ho fatto un sacco di fiere. Milano, Val d'Aosta, Lombardia, Piemonte. Queste qua, solo una cosa strana è che io in Friuli Venezia Giulia non ci sono mai stato, è una cosa pazzesca. Ho girato mezzo mondo e in Friuli non ci sono stato. Io riflettevo a volte, no, io ho girato tutta l'Italia, Sardegna, Corsica, Sicilia, ma davvero ho girato mezzo mondo io, però il Friuli non l'ho visto, la verità, non so neanche come è fatto. Boh. In effetti sì, ho girato tutto, Val d'Aosta, Bergamo, Trento, sì tutto, Verbania, il lato, ma tutto il lato di Milano, tutto il lato... Sì, mi manca l'unica è Venezia, Veneto, ho fatto tutte queste. Boh. Genova, ho fatto Genova pure, sì. Roma tutta quanta, vabbè Campania non ne parliamo proprio, Calabria, Sicilia. Ah, in Molise pure l'ho fatto, sì. No, secondo me l'unica regione che non sono andato è proprio il Friuli Venezia Giulia. Però so che Trento fa parte del Friuli Venezia Giulia, no ragazzi, io in geografia non è che sto tanto messo bene. Devo vedere il Friuli Venezia Giulia per sfizio un attimo. Ah no, è Trieste quella, non è Trento, no, no, è Trieste, mi ricordavo che era Trieste. Sì, sì, hai ragione, avevo preso Trento per Trieste, penso un po' così, no, a Trieste non ci sono stato, no, penso un po'. E adesso l'ho visto, Trieste, diciamo, Trieste, Cesana, sì, queste qua. No, qua non ci sono mai stato, però sono passato a fianco a Udine. Lì no, è inutile, non ci sono stato. Pordenone ci sono stato, sto guardando la cartina ora. Treviso ci sono stato, Venezia lo stesso, Bassano del Grappa ci sono stato un sacco di volte. Belluno, sì, no, solo là mi manca. In effetti questi, Trieste, sì. Cervignano del Friuli, Palmanova, no. No, secondo me non ci sono stato proprio. Ma è strano, però è così, ragazzi. Bah, comunque, qualche volta ci devo andare prima o poi. Eh sì, perché Udine, no, no. No, ragazzi, non ci sono stato, quindi è l'unica regione forse che non ho mai fatto come fiere, diciamo. Non l'ho mai fatto, no, no. Ho controllato, ho visto i vari paesi, ragazzi, no. Pensavo che ero stato in qualche paesino di là e non sapevo che era Friuli Venezia Giulia. Ma no, ho visto, non ci sono mai stato. Vabbè, io vado bene a Trieste, quindi ho abbastanza chiletti, quindi la borra non mi ferma lì. So che lì butta un vento esagerato, quindi ho visto a volte gente che si mantenevano vicino a delle corde da quelle parti lì a Trieste. Io vado tranquillo allora. Vabbè ragazzi, vi lascio. Mi vado a fare un altro caffè perché ci vuole. Uno solo è poco da stamattina, ma già fa un secondo.
e si riparte, ragazzi. Ciao a tutti, ciao Caino, ciao Abele, a tutti e due vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Geografia, ragazzi, zero.